Centro diurno disabili La Cometa è della cooperativa Gorà, è una realtà attiva dal 1983 e accoglie disabili, persone disabili gravi e gravissime. E all'interno del nostro servizio è attivo da sempre un laboratorio creativo che utilizza la mediazione artistica per favorire l'espressione dell'emotività e del vissuto interiore dei nostri utenti, dei nostri ospiti. Questo progetto quindi è sempre attivo, ma dal partire dall'autunno del 2019 una collega, Fabiana Rossi, assieme alle altre educatrici del servizio, ha attivato proprio un laboratorio particolare in cui si sono realizzate delle opere su tela che hanno visto la dimensione creativa come strumento principe per l'espressione dell'emotività dei nostri ospiti. Da qui è nato, grazie all'interessamento di Stefano Simonazzi, che ci ha, diciamo così, dato la possibilità di metterci in contatto con la Fondazione di Palazzo Te, è nata questa collaborazione e l'idea di realizzare questo evento e questa mostra. Ci è stato chiesto una semplice collaborazione, poi si sa che quando si devono organizzare le mostre non è mai semplice, ma accadono poi tutta una serie di, come dire, di sorprese, e devo dire che nell'organizzazione di questa mostra emozionarsi a colori veramente è stato facile emozionarsi, perché tutte le opere che vediamo esposte, come sappiamo, sono state realizzate da ragazzi con disabilità gravi e gravissime, e veramente i risultati e gli esiti di certe tele, non lo so, penso che siano degni di essere mostrati. Palazzo Te cerca di aprirsi il più possibile alle iniziative del territorio. Questa è una cosa straordinaria, noi riteniamo meritoria e estremamente bella e positiva. Bella perché le opere esposte sono incredibili, veramente sono incredibili. Vorrei anche fare un piccolo inciso. Per chi ci ascolta sappia che sono in vendita, anche perché abbiamo bisogno sempre con Agorà di fare di sostenere delle spese per poter promuovere queste cose. La cosa meravigliosa è che qui non si tratta più di aiuto, diciamo, si tratta di complicità, si tratta di fare un qualche cosa che può essere effettivamente un'espressione artistica che noi quindi condividiamo e che porta un grandissimo sollievo, a mio avviso, e autogratificazione per tutti i soggetti che devono essere aiutati in questo caso. Sul nostro comune insiste questa struttura che è un po' l'orgoglio di quella che è il connubio fra l'attività sociale e l'attività amministrativa. C'è una collaborazione che ormai va avanti da molto tempo e i risultati si sono sempre visti. Una soddisfazione grandissima che porta a giornate come queste, dove veramente è un qualcosa di formidabile, un qualche cosa che emoziona, un qualche cosa che fa veramente essere felici di avere delle persone che si impegnano talmente tanto sul territorio e per tutti, davvero tutti.